L'inaugurazione della Sagra del Pesce sarà oggi pomeriggio alle 18:30. Si attende la presenza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a dare lustro a questa importante e attrattiva manifestazione giunta alla sua 84esima edizione e presentata quest'anno anche attraverso i canali della Regione Veneto. In occasione della giornata verrà riaperta la Loggia dei Bandi, che ha avuto un cambio di utilizzo, non più comando della Polizia Locale ma uffici destinati all'informativa turistica. Sarà proprio dalla Loggia dei Bandi che partirà questa giornata e questi 10 giorni di sagra. Interverrà anche la banda cittadina diretta dal maestro Loris Tiozzo, che partendo dalla Loggia dei Bandi giungerà nei pressi di Palazzo Morari. Alla banda cittadina e al coro cittadino saranno destinate 2 serate, rispettivamente l'11 luglio e il 15 luglio, in giornate in cui le 2 realtà si esibiranno a partire dalle 21:15, sempre nei pressi dello stand della Proloco vicino Palazzo Morari. Zaini, grembiuli, quaderni, astucci, tombolini, testi scolastici e poi ancora evidenziatori, brush pen, Eastpak, 7, Invicta, penne, colle. Trovi tutto, ma proprio tutto alla Cartoleria Pegaso. Oggi anche libreria da quasi 40 anni a Chioggia per te. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.